Comando, Saraceni! Avete consegnate le chiavi della città di Parigi? Venite pure ad affrontare il conte Orlando! Ma venite a 100 e la mia spada durlindana vi taglierà a fil di vento! Buon pomeriggio e ben ritrovati da Silvia Ventimiglia. Per Sicilian Secret siamo qui oggi nel cuore di Palermo, in quel teatro da lui creato in via Bar all'Olivella. Lui di cui parlo è Mimmo Cuticchio, operante, puparo, cuntista. Innanzitutto, maestro, grazie di aver accettato il nostro invito. Con le sue grandi doti è riuscita ad affermare l'opera dei pupi a livelli ancora più alti, riuscendo e contribuendo in maniera determinante a che l'opera dei pupi venisse dichiarata dall'UNESCO patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Grande onore e grande onere. Che va a tutti gli opranti, a tutti i pupari della storia, quantomeno degli ultimi 200 anni. L'opera dei pupi è riconosciuta con un alto valore da parte dell'UNESCO, significa che c'è stato qualcuno che prima di me ha lavorato. Io ho fatto la resistenza negli ultimi 45 anni, ormai 43, perché il Teatro dei Pupi l'ho aperto nel 1973, che è l'ultimo teatro di pupi che nasce quando tutti gli opranti pupari ormai chiudono i teatrini. Io, nato e cresciuto tra i pupi, li ho conosciuti non come mestiere ma come famiglia. Cioè, ognuno di questi ha un nome, un cognome, ha una madre, un padre. E io sono nato quando mio padre andava in tournée in giro per la Sicilia, sono nato a Gela e da quando ho imparato a guardare e conoscere i nomi delle mie sorelle e dei miei fratelli, ho imparato a conoscere il nome dei paladini e ho vissuto con loro tutta la vita, per cui ci ho dedicato i miei primi 25 anni con mio padre come allievo e poi ho iniziato la mia avventura quando ancora mio padre era in attività, che si era fermato negli anni della crisi a lavorare solo per i turisti. L'Opera dei Pupi, grande teatro storico, di formazione culturale, di centro di aggregazione del popolo, dove la gente si istruiva anche nei valori morali e sociali, era finito così un po' in bocca a studiosi che ne parlavano solo sotto l'aspetto folcloristico o folclorico. Quindi io mi trovai a dover affrontare la mia vita con sentieri tutti pieni di dune, cioè combattere contro chi pensava che l'Opera dei Pupi era stata superata dalla televisione. I miei sogni non me li hanno potuti uccidere e nemmeno il mio immaginario, che continuava a essere quello nato e cresciuto tra le storie dei pupi senza la cultura della televisione. Io sono nato e cresciuto non con l'immaginario della televisione, ma con quello dei sogni, dei viaggi, dell'utopia. Quindi quando mi ritrovai con mio padre fermo a sopravvivere per i turisti e io non avevo imparato altro mestiere che questo, ho detto una cosa uno nella vita la deve fare. Io non mi voglio sedere, voglio iniziare il viaggio. Vede, la bravura di mio padre Giacomo era quella di non parteggiare mai per uno o per l'altro. Lui faceva il giudice quando recitava, non era né pubblico accusatore né avvocato difensore, faceva bene tutte le parti. Cioè, se io vedevo la forza di Gano di Magonza e il traditore e l'onestà morale di Orlando o la ribellione di Rinaldo, io credevo a tutti, pure al traditore. Poi magari di nascosto come bambino mi piaceva di più qualche personaggio spiritoso, per esempio, perché mentre tutti i paladini sono seri, alcuni sono seriosi, qualche paladino come Rinaldo, Astolfo o qualche saraceno come Ferraù erano quelli che un po' rompevano con gli schemi. Cioè a un certo punto parlavano, Rinaldo poteva parlare col suo imperatore con tanto rispetto, però se quello
insomma a un certo punto sapeva rispondere, si levava autistale, come si dice in palermitano, e ci rispondeva bello chiaro e tondo. Mio Dio, che cosa sta succedendo? Tutti i contadini dei villaggi vicino Parigi. Maestro, Luigi Pirandello al suo protagonista nel berretto a sonagli fa dire siamo tutti pupi. C'è una differenza secondo Pirandello tra la marionetta e il pupo, perché a un certo punto lo spirito divino entra nella marionetta, diciamo, e diventiamo tutti pupi. Pupo io, pupo lei, pupi tutti. Sì, se il pupo fa il pupo, è l'uomo che si impiega e fa l'impiegato. Se il pupo reagisce, è l'uomo che fa l'impiegato, ma che vuole dire anche la sua. Quindi in questo senso dice, se ognuno di noi ha una parte nella vita, chi fa il calzolaio, chi fa l'insegnante, però non dobbiamo essere fermi a fare i pupi cioè appesi o che hanno la bocca chiusa. Dobbiamo parlare. E quindi in questo senso Pirandello affronta questo rapporto tra l'uomo e il pupo. Nobilissima l'arte del puparo, dell'oprante, no? Nella accezione più nobile, però purtroppo al giorno d'oggi quando si parla di puparo si ci riferisce a qualche altra cosa. Con lei come la vive questa cosa? Purtroppo oggi il puparo è una cosa diversa, no? Per me non cambia niente, se uno vede attorno a sé molta ignoranza, non è che ogni cane che come si dice, che passa e ci tira una pietra, non ci bastano tutti i pietri. Certo, cerco di fare capire che l'oprante è il recitante, è il capocomico, è colui che scrive i testi, che recita, che dà l'anima, che dirige, il maestro che dirige, eccetera. Il recitante è l'oprante perché recita tutti i personaggi, poi c'è l'aiutante di palcoscenico, il combattente, ci sono i ragazzi che aiutano e quindi ognuno ha una funzione. L'oprante è questo. Il puparo è colui che costruisce i pupi e quindi in questo caso si chiamava puparo prima, perché non si sapeva come aveva chiamato usagnino, come l'aveva chiamato, uno sbalzatore di metallo, era uno che costruiva le armature per esempio e si chiamava puparo. La testa la faceva un tagliatore o lo scultore perché è di legno, il corpo è pure di legno e quindi lo faceva o il puparo costruttore di armature oppure c'erano dei falegnami specializzati che sapevano fare le ossature. Quindi c'erano diverse persone che erano impegnate a fare i pupi. Oggi io e mio fratello Nino, che è un maestro della scultura e anche della capacità di sbalzo di metallo, ci costruiamo i pupi. Io questi qua li ho costruiti tutti io, questi. Dal 71 al 74, 75 i miei figli sono questi, perché li ho costruiti io. Allora c'erano dei maestri scultori e mi sono fatto fare le teste, le ossature, la maggior parte le ha fatte Don Peppino Celano che era bravo a fare le ossature, le teste sono Ciccio Pesco, Caruso, Moavero, diversi intagliatori e oggi come oggi che non c'è quasi più nessuno di questi vecchi maestri, mio fratello intaglia le teste per i nuovi pupi, soprattutto per gli spettacoli nuovi. Io mi occupo dello sbalzo dei metalli, però adesso lavoro sempre meno perché faccio lo spettacolo per la grande scena, pupi ne abbiamo assai e quindi non abbiamo più nemmeno dove metterli e allora cerco di montare spettacoli talmente, diciamo, sperimentali che addirittura alcune volte non uso manco più il corpo dei pupi, cioè ho fatto uno spettacolo dove recitavo e c'erano solo le teste per esempio. E insomma questo andare dal passato al futuro mi porta a vivere una vita contemporanea che mi dà la possibilità da un lato di mantenere ancora vive le tecniche che la
tradizione mi ha insegnato, e nello stesso tempo cerco di trovare un momento creativo nel mio immaginario, nella mia vita dei bisogni di tutti i giorni, che mi fa diventare un teatrante contemporaneo. Maestro, siamo in chiusura, il nostro è un pubblico internazionale. Ecco, rivolgendosi al pubblico di Sicilian Secret, perché si dovrebbe venire a fare un tour qua in Sicilia? Quali le bellezze realmente che presenta la nostra regione? In Sicilia è una meraviglia dappertutto, dalla parte siracusano alla parte del catanese, cioè abbiamo storia dappertutto, cioè se uno viene in Sicilia veramente si può fare tutto il giro della costa, in ogni angolo, da Trapani passando per Sciacca, Agrigento, poi gira sotto per Palermo, poi per Catania, cioè dove si va abbiamo storia. E tante isole si trovano. Le isole, poi andiamo addirittura a mettere, come dire, una perla tutta piena di altre perle, ci riempiamo tutte, perché le isole Eolie, le Egadi, cioè c'è una meraviglia. La Sicilia è terra, e c'è un'antica leggenda, quella di Colapesce, che noi sappiamo tutti che questo ragazzo che stava sempre in mare, che lo chiamavano Colapesce perché stava sempre in acqua a giocare con i pesci, tanto che la gente lo chiamava Cola, lui si chiamava Colapesce perché stava sempre in mare come un pesce. A un certo punto si racconta di questo ragazzo che è chiamato dal re e vuole conoscere i fondali della Sicilia, e il ragazzo gira sott'acqua, va nella punta di Trapani, va a vedere i fondali, poi alla punta di Siracusa, l'altro punta, perché la Trinaca ha 3 punte, e poi quando va in quello di Messina, che il fondo non si trova, a quanto pare il ragazzo ha trovato una colonna che regge la Sicilia e che sta per spezzarsi, e lui si ci mette sotto e la tiene, e quindi la Sicilia è salvata da un ragazzo. Ma qual è la morale di questa cosa? Che questo re che era venuto a cercare Colapesce voleva trovare un tesoro nascosto sotto l'isola, e ha costretto il ragazzo a girare, ma non c'era nessun tesoro, perché il tesoro vero e proprio è l'isola. È l'isola. Benissimo, ringraziamo il maestro Mimmo Cuticchio da Silvia Ventimiglia per Sicilian Secret. È tutto, alla prossima.